discussione sul terzo mandato della campagna che in qualche modo è importante anche per lei? Ma guardi, oggi il governo deciderà se impugnare o meno. Se impugnerà, poi dovremo attendere dalla Corte Costituzionale una sentenza che dirà se la campagna è sulla strada giusta oppure no. Lei rischia in questi giorni, almeno da quello che leggiamo, di dover desistere o perlomeno rinunciare anche all'apertura dei Giochi Olimpici. Ma il rischio è un'altra roba nella vita e i Giochi Olimpici, se ci sono in Veneto, è grazie a me, perché ho pensato io a questa candidatura e per me è una grande soddisfazione. Per cui poi si vedrà cosa accadrà, non ho ben capito se la scadenza del mio mandato sarà a ottobre 2025 oppure nella primavera 2026. Se sarà nella primavera 2026 i Giochi si terranno nel febbraio, quindi potrei essere presente anche per i Giochi. Nel frattempo in 10 mesi può accadere di tutto, ha appena detto in conferenza. L'esperienza mi insegna che in politica e nell'amministrazione 10 mesi sono un'era geologica, quindi vedremo cosa accadrà, dopodiché io scioglierò le mie riserve rispetto al mio futuro, quando avremo delle bocce ferme, avremo l'acqua più limpida. Oggi è molto torbida e quindi si fa fatica a capire dove è il fondo e qual è il punto di caduta. Ma la Lega sarebbe pronta a correre da sola? Ma guardi, in questa fase è necessario sottolineare che non è prematuro fare qualsiasi ragionamento, ci vuole rispetto per la politica, nel senso che la politica è giusto che segua le sue liturgie, i suoi passaggi fondamentali, perché comunque stiamo parlando di un'elezione importante, di una regione importante come il Veneto, e dopodiché alle griglie di partenza si capirà cosa accadrà. Io spero che si possa trovare una soluzione che sia rispettosa anche di questa coalizione. Ma certo è che bisognerà arrivare con serenità a tutto questo, se no altrimenti è ovvio, inevitabile che poi ci siano tensioni. Fratelli d'Italia da Ciriani in giù in qualche modo sembra molto motivato, sembrano molto motivati a volere il presidente del Veneto. Ma guardi, a me fa piacere sapere che la mia regione è ambita, vuol dire che l'abbiamo amministrata bene e dall'altro penso che sia umano che tutte le forze politiche si candidino. Prima c'era Forza Italia, adesso c'è anche Fratelli d'Italia e quindi c'è sicuramente molta attenzione. Dopodiché bisognerà arrivare al D-Day, alla data fatidica per capire quale sarà la vera soluzione. Lei parlava anche di rispetto dei cittadini, perché insomma un candidato che scende dall'alto non è detto che possa essere condiviso, nonostante espressione magari di un centrodestra che qui ha sempre avuto insomma, il suo risultato. Ma guardi, io l'ho detto in misura, l'ho detto relativamente a una domanda che mi è stata fatta, nel senso che sono convinto di una cosa, che è ovvio che il candidato dovrà uscire da una decisione, dal tavolo della politica, quello che sarà, però un minimo di precondivisione con il popolo veneto ci vuole, perché i veneti non sono mai stati abituati a farsi calare dall'alto i candidati e quindi penso che questo sia fondamentale, avere quantomeno un minimo di rispetto anche nei confronti della popolazione, che è doveroso come rispetto.